Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, che è impossibilitato oggi a essere qui presente. Comunque insomma ci teneva a portare i saluti a tutti voi, in particolar modo al Senatore Sacconi, che oggi ci fa l'onore di essere qui all'interno della sede del Consiglio regionale del Veneto a 20 anni dalla scomparsa tragica del professore Marco Biagi. Oggi è venuto a presentare questo nuovo volume, mi sembra questa sia la seconda presentazione, Il modo di Biagi, sicuramente una riflessione molto attenta su tematiche che ancora oggi le possiamo definire di attualità. Una persona e un grande profilo che ha segnato la storia di questo Paese, che sicuramente già 20 anni fa aveva una visione di quello che bisognava fare per i tessuti produttivi, per il mercato del lavoro, e all'interno di una regione come il Veneto questo ancora oggi insomma lo tocchiamo veramente con mano. Io ringrazio il Senatore perché comunque celebrare all'interno di questo Consiglio penso sia un qualcosa di importante per tutti noi, per il messaggio che lanciamo non solamente all'interno della sede istituzionale ma anche all'esterno. Penso che l'insegnamento che ci lascia Marco Biagi, ma che grazie anche alla sua opera, perché penso, insomma, lei che ha avuto la possibilità di collaborare e lavorare assieme attraverso tutta una serie di progetti di riforme, di visione futura, siano oggi elementi fondamentali anche per la crescita del nostro territorio, ma soprattutto per dare un futuro alla nostra terra veneta e anche a tutto il territorio nazionale. Io ringrazio la collega Elena Donazzan, che insomma tutti noi conosciamo bene, assessore alla formazione, istruzione al lavoro, che da tantissimi anni insomma, ha a cuore le tematiche del nostro Veneto e di tutto il settore produttivo, per aver voluto organizzare questa importante giornata di approfondimento. Il Senatore Sacconi non ha bisogno di molte presentazioni, perché insomma noi da veneti lo conosciamo molto bene, ma è una persona che ha lasciato il segno anche a livello nazionale, una lunga carriera parlamentare, importantissimi incarichi di governo, soprattutto incarichi legati al mondo del lavoro e dell'impresa. Quindi ovviamente, come dicevo all'inizio, per noi è veramente motivo d'orgoglio e saremo sempre insomma, pronti ad ospitare le sue presentazioni, visto questo è il secondo volume, vero, che presenta. Non so se era venuto anche la scorsa volta a presentare... Qui in Consiglio regionale no, forse è il battesimo in Consiglio regionale. Bene, quindi insomma, lo aspettiamo ancora volentieri per questo tipo di presentazioni. Passo ora la parola alla collega Donazzan per un'introduzione e poi diamo la parola al Senatore. Grazie. Grazie al Vicepresidente Nicola Pinco. Quando abbiamo immaginato di invitare Maurizio Sacconi, l'abbiamo fatto perché lui è la persona che più ha dato vita e seguito al pensiero di Marco Biagi. Lo ha fatto da ministro, lo ha fatto da divulgatore, più ancora e non solo in qualità di ministro. Divulgatore di un pensiero, perché quando si parla ancora oggi in Italia di lavoro, lo scontro ideologico è sempre lì, che tende ad annebbiare la vista, tende a non far emergere la verità delle cose. Il professor Biagi, uomo, e che poi sotto l'aspetto personale invito già Maurizio Sacconi a dare una descrizione, perché noi l'abbiamo conosciuto con delle immagini. Noi sostanzialmente ne abbiamo conosciuto l'epilogo, quello che 20 anni dopo oggi siamo chiamati a ricordare. Oggi ricordiamo la sua bicicletta, oggi ricordiamo con tutta probabilità quelle prime notizie dai telegiornali che ci dicevano che in Italia sembrava essere tornati negli anni di piombo. La mano dell'ideologia armata aveva colpito un professore universitario. Era una storia che non pensavamo di rivedere più, ma devo dire che questa riflessione mi porta anche all'attualità. Non pensavamo più nemmeno di vedere una guerra in Europa. A dire questo che non dobbiamo mai lasciare nulla per scontato. E in particolare quando parliamo di temi così di grande portata nella vita delle persone, delle comunità, quali quelli del lavoro, il fatto di riuscire ad entrare con spirito di verità e con conoscenza, senza furore ideologico, ci permette di leggere
l'attualità, di immaginare, questo deve fare un politico, di immaginare anche come disegnare il futuro. Io ho avuto la fortuna in questi molti anni, l'ha detto prima il vicepresidente Finco, io ho il grande onore di avere la delega al lavoro da 17 anni, che è una cifra impressionante. Molti di questi, quasi tutti, li ho fatti seguendo il pensiero di Maurizio Sacconi. Quindi per interposta persona quella di Marco Biagi, che non ho avuto modo di conoscere, ma che ho avuto modo di studiare. E ciò che ha reso molto capace Maurizio Sacconi di scrivere pagine nuove di diritto del lavoro e di lavoro in Italia è stato quello di avere un approccio che lui chiama in una delle pagine del libro diritto vivente, cioè ciò che si sviluppa nella nostra realtà, che è deprivato dallo scontro ideologico e che deve essere poi guidato da chi fa, io amministrazione, lui al tempo governo, io ho avuto modo di conoscerlo da sottosegretario al lavoro e poi da ministro del lavoro. E quindi per me è particolarmente significativo la presenza oggi qui in Consiglio regionale del Veneto, quando avevo chiesto al presidente Ciambetti di illustrarlo nei giorni della ricorrenza dell'anniversario della morte di Marco Biagi. Il Consiglio regionale, perché poi in ufficio di presidenza si assumono queste decisioni, aveva ritenuto di dare certamente priorità a questa presentazione. Questo è un testo che è molto bello da leggere, vi inviterò a leggerlo perché è molto interessante vedere come gli argomenti trattati, che poi anche in modo molto, io credo felice sotto l'aspetto editoriale, vengono indicati in ordine alfabetico, quindi troverete i contratti a termine alla lettera C, troverete apprendistato alla lettera A, troveremo welfare alla lettera W. Ma la cosa bella è che oltre ad inquadramento, perché adesso lo dico anche e li ringrazio così di aver accolto l'invito alle parti sociali che appunto oggi ho invitato, e cosa interessante in particolare i datoriali Maurizio hai qui davanti, dalle professioni alla impresa, alla piccola, all'industria veneta che poi è l'asse portante dell'industria italiana, perché quegli argomenti che tante volte noi trattiamo veramente, perché non possiamo fare sconti, sono giudicati o interpretati a seconda di uno schema e di una griglia da chi ci osserva da fuori e alle volte anche con grande misconoscenza. Allora per ogni punto c'è il tema, che cos'è semplicemente, e una lettura che è politica, quindi nobile nel termine, non di parte, che Maurizio Sacconi ha voluto consegnare in termini di riflessione. Peraltro non troverete giudizi, troverete invece molte considerazioni utili, per declinare che cosa è oggi il mercato del lavoro, il lavoro in Italia, rispetto a un pensiero che è stato quello che 20 anni fa qualcuno aveva voluto interrompere ma che non si è interrotto. Possono firmare gli uomini ma non possono fermare le idee. In questo senso, e così passo la parola a Maurizio Sacconi, io ho riletto, se volete ho preso i termini, poi ho letto il pensiero, le considerazioni di Maurizio Sacconi e ne ho tratto, vorrei dire, una declinazione veneta. E qui davanti a me appunto chi si occupa di artigianato, di impresa, di professioni, e devo dire che il Veneto è una regione molto al modo di Biagi. C'è molta adesione volontaria, c'è molta adesione al di là della norma, c'è la partecipazione declinata in tutta una serie di modi, dai protocolli istituzionali dove noi guidiamo i fenomeni, non con l'imposizione dall'alto al basso, ma con una grande condivisione di partecipazione dei portatori di interesse. C'è tanto di contrattazione di prossimità, c'è molto di duale, c'è molto rapporto tra scuola e lavoro e io potrei definire, lascio così, il Veneto la regione più al modo di Biagi. E credo che questa sia una cosa assolutamente
positiva, perché non è un'imposizione, è al di là della lettura ideologica ed è invece la lettura di ciò che accade di sostanza. Ecco, io con questo ringrazio e voglio ringraziare anche davanti a voi Maurizio Sacconi, perché se ho fatto bene l'assessore al lavoro l'ho fatto anche perché ho avuto un ottimo maestro e anche un ottimo consigliere, con garbo, con discrezione, con la forza di chi ha un pensiero talmente robusto e strutturato che non ha bisogno che questo sia imposto, così come non c'è bisogno che questo sia, come qualcuno aveva pensato di fare 20 anni fa, fermato a mano armata. Ecco, il tema del lavoro resterà uno dei temi più delicati sempre per la vita di una comunità. Compito nostro è quello di provare a leggerlo da diritto vivente, ecco, leggendo quindi i bisogni e provando a dare risposte. Questo è anche il ruolo della politica, per cui ringrazio Maurizio Sacconi di essere qui con noi e gli passo volentieri la parola. Io vi ringrazio, non so se posso un attimo, vi ringrazio e ringrazio il vicepresidente, il dottor Finco, la carissima Elena, vostro assessore al lavoro da molti anni, è proprio uno dei casi in cui, come si diceva in campagna elettorale austriaca, warum wechseln, perché cambiare, perché non è piaggeria, insomma lo si sa in giro, ha bene operato al punto tale che c'è una situazione tra gli assessori regionali al lavoro così sproporzionata che mi auguro tu potrai svolgere una funzione di accompagnamento sempre di più, che io so già in parte fai, anche verso altri, e di accompagnamento anche per le ragioni oggettive, non solo per i tuoi meriti soggettivi, ma anche per le ragioni oggettive che tu hai detto e che mi fanno lieto di essere qui a parlare di Marco Biagi, di questo libro, nel Consiglio regionale del Veneto, nell'assemblea rappresentativa di questa terra, nella quale ciò che Marco indica come in via di superamento in certa misura qui non ha mai avuto un peso eccessivo, cioè Biagi è il primo giuslavorista che capisce la fine della seconda rivoluzione industriale, la fine del fordismo, la fine delle produzioni in serie, la fine dell'operaio massa, la fine, se volete, della mercificazione del lavoro, al di là del desiderio degli stessi attori della negoziazione collettiva, quando cioè i lavoratori avevano perso un volto. Le produzioni in serie purtroppo avevano in qualche modo anche giustificato la confusione della persona in una indistinta classe. Egli capisce che pur conoscendo della rivoluzione tecnologica soltanto quella informatica, sarebbe stata la terza rivoluzione industriale, che però è scivolata via nelle considerazioni soprattutto degli ambienti lavoristici. Ma lui invece intuisce, non conoscendo ancora internet, non conoscendo ancora proprio il salto tecnologico dell'intelligenza artificiale, però intuisce che è finita un'epoca e che i lavoratori riacquistano un volto, che le imprese anche diventano ciascuna originale rispetto all'altra. Anche le imprese, entrare in una tessitura una volta era, come dire, ne vedevi una, le avevi viste tutte. Non è più così nemmeno per le tessiture, come sappiamo, e per non parlare di alcuni processi in catena che erano omologati anche da macchinari per lo più standardizzati, e in cui il ruolo della persona era quello ben noto di eseguire ripetitivamente alcune attività, come bene le ha descritte Giorgio Gaber in una canzone. Marco capisce che questo è finito, è il primo che proprio lo intuisce con forza, e quando scriviamo insieme il libro bianco, e lui ovviamente ne predispone la bozza, il suo punto di partenza è questo: è finita un'epoca, e per l'Italia può essere un grande beneficio, perché quell'epoca era stata caratterizzata da un fortissimo rattrappimento del lavoro.
l'Italia, anche negli anni più tumultuosi della sua crescita economica, ha avuto un coefficiente occupazionale, cioè il rapporto fra la crescita della ricchezza e la crescita dell'occupazione, particolarmente basso, il più basso d'Europa, perché il confronto con la Grecia avveniva in termini di tasso di occupazione, ma nel confronto con il dinamismo economico l'Italia si collocava obiettivamente in ultima posizione, nonostante avesse tassi di crescita ben superiori a quelli della Grecia. Ripeto, anche negli anni di maggiore sviluppo registrava certamente un'occupazione regolare, ma potremmo dire anche proprio unità di lavoro equivalenti, cioè quindi ore lavorate, per utilizzare dei parametri obiettivi inferiori agli altri paesi, come se cioè ci fosse una sorta di paura del lavoro. Meno siamo, meglio stiamo. Complice anche un certo articolo 18 che distingueva tra aziende sopra e sotto i 15 dipendenti. Le relazioni massificate di lavoro, le relazioni collettive di lavoro per come si erano definite in quel tempo ed erano fonte non secondaria della regolazione del lavoro, avevano obiettivamente generato questo rattrappimento. Marco invece, molto figlio della cultura europea, raro caso di giuslavorista comparatista. I suoi colleghi andavano, non ho mai capito perché, a insegnare in Argentina. Devo dedurre che i loro insegnamenti non sono stati molto efficaci nella stabilità di quel paese, ma non si capisce, è veramente questa una cosa che andrebbe studiata un po'. Marco invece era molto molto convinto che l'ambiente europeo potesse essere foriero di molte buone pratiche, per cui era un comparatista, come si dice nel gergo dell'accademia. Guardava ad altri paesi che in qualche modo meno di noi erano stati viziati da un dato anche politico, storico, che conosciamo bene qual era l'anomalia italiana da questo punto di vista. Quindi basti pensare una cosa, Marco è il vero padre del lavoro agile, cioè quando disegna il contratto a progetto, perché lo fa perché glielo chiedono Cisle-Will nel negoziato che avrebbe portato alla legge Biagi dopo di lui, ma scritta da lui. Lo fanno perché Cisle-Will gli chiedono: guarda che ci sono queste cose regolate che sono esplose negli anni 90, proprio mentre l'Accademia ufficiale difendeva rigidamente il vecchio impianto di diritto del lavoro costruito nel tempo della seconda rivoluzione industriale. La realtà si vendicava con un'esplosione di collaborazioni coordinate e continuative disordinate, spesso false, per le caratteristiche per il grado di autonomia di quella prestazione lavorativa. Lui disegna il contratto a progetto, ma ha in testa il lavoro di domani, approfitta di questa sollecitazione di dare una regolazione a questa collaborazione autonoma e pensa a un lavoro, testimonio, come dire, a un lavoro che si svincola dagli elementi caratteristici del lavoro nella seconda rivoluzione industriale, lo spazio, l'ambiente di lavoro e l'orario. Anzi, di un lavoro che non si misurerà più ad orario, ma si misurerà per obiettivi, per progetti, per risultati. Lui pensa che tanto la seconda rivoluzione industriale ha fatto il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, e tutto il diritto del lavoro si è occupato essenzialmente del lavoro subordinato. Il lavoro autonomo che si arrangia. Era questa un po' l'idea. E tutti a guardare il lavoro subordinato. E lui diceva: no, ormai si fa sempre più ibrido, si supera questo dualismo nel momento in cui cambiano i modi di produrre, nel momento in cui le tecnologie non generano più produzioni seriali, ma inducono
a lavorare secondo relazioni orizzontali più che verticali, chiedono autonomia alla persona. Oggi, quando un capo del personale vuole reclutare una persona, si pone più il problema di chi è rispetto a quello che sa fare. E perché quella persona dovrà avere attitudine continua all'innovazione, al cambiamento, e dovrà avere attitudine alla relazionalità, perché non deve essere come un bue che obbedisce solo a ordini gerarchicamente impartiti. L'esempio dei buoi non è mio, è molto più autorevole del lavoro in quella dimensione fordista. Lui pensa invece che il lavoro quindi deve trasformarsi, si trasformerà, e bisogna pensare a uno statuto dei lavori, plurale, autonomi o subordinati che siano, o meglio ibridi come probabilmente saranno, cioè con un forte potere di coordinamento del committente e con una robusta autonomia del prestatore. Lavori però che potranno avere le fragilità del lavoro subordinato e avranno bisogno di tutele quanto il lavoro subordinato. E però lui lo dice esplicitamente: non basta prendere le tutele del lavoro subordinato e applicarle seccamente al lavoro indipendente, perché prendete tutto l'impianto sulla salute e sicurezza nel lavoro, è costruito sulla fonderia. È costruito tanto che quelle stesse regole della fonderia vengono poi applicate anche a uno studio professionale, perché è fatto sulla fabbrica novecentesca, sulla fabbrica pesante, sui pericoli della fabbrica pesante. E lui dice invece va adattata la disciplina a una prestazione indipendente, e il cui luogo può variare molto, può variare perché può essere il luogo del cliente, può essere casa propria, può essere non sempre casa propria, ecco, per capirci. Qui dobbiamo fare un ragionamento che va oltre l'esperienza di questi 2 anni nei quali si è generato uno strano lavoro a domicilio determinato dall'emergenza, ma se, come spero, la supereremo questa emergenza, dovremo porci il problema di tornare al punto di partenza, cioè l'idea di quello che abbiamo chiamato lavoro agile, però ancora chiamandolo subordinato. Questo fu il compromesso che anche da relatore dovetti fare con il Presidente Renzi allora, perché io invece sostenevo che bisognava riprendere il contratto a progetto, e bisognerà riprendere il contratto a progetto, che era questa sua straordinaria intuizione. Così come lui capisce quindi che i mercati del lavoro non sono più stabili. I mercati del lavoro, quando la parola transizione c'era nei mercati del lavoro di una volta, quelli stabili, era però un evento eccezionale, era l'evento della perdita del posto di lavoro, perché i più tendevano a fare magari un'intera vita lavorativa nello stesso ambiente di lavoro. Io ho consegnato tante stelle al merito di persone nel 1° maggio che, mi ricordo queste mani straordinarie, che raccontavano spesso di un solo datore di lavoro. Lui invece apre la strada all'idea di un termine che adesso si usa: mercati transizionali del lavoro, cioè mercati del lavoro nei quali le transizioni sono continue, non sono più straordinarie, e quindi non richiedono più strumenti straordinari per aiutare le persone costrette a transitare. Il transito è continuo, magari è transito anche da mestiere a mestiere dentro nel contesto dello stesso datore di lavoro, ma è comunque un transito continuo, è un'evoluzione continua. Lui capisce questo cambiamento e immagina quindi che la risposta debba essere una robusta formazione di base, il lavoro che entra nei percorsi educativi, non perché l'educazione deve piegarsi a contingenti esigenze dell'impresa, ma perché il lavoro è formativo. L'esperienza del fare è educativa, e che l'esperienza del fare nelle generazioni precedenti si producevano spontaneamente nella bottega del papà, d'estate, io imbottigliavo grappa da mio nonno d'estate, quella
non era un produttore illegale, era un produttore formale. Andate in prescrizione, Maurizio. No, nel senso che non era metanolo. No, va bene. Ma queste esperienze del fare sono largamente sparite nelle famiglie. Lui lo capiva questo, e quella persona integralmente formata ha bisogno anche delle esperienze del fare. Di qui è il padre della quella che poi è stata chiamata alternanza, lui la preferiva chiamare integrazione tra scuola e lavoro, è il padre dell'apprendistato duale, cioè quello che importa dall'esperienza tedesca la possibilità di conseguire una qualifica, un titolo di studio attraverso lavorando con un contratto di apprendistato, e che concepisce, disegna il contratto di apprendistato di primo livello, che è quello che consente di arrivare o a una qualifica degli istituti di formazione professionale o a un diploma di scuola media superiore. La disegna insieme al professor Bertagna, che assisteva, ottimo pedagogista, forse a mio avviso il migliore, che assisteva la ministra Moratti nella riforma della scuola, per cui il canale dell'apprendistato di primo livello era un canale è stato disegnato come un canale educativo, cioè proprio di educazione. Il lavoro è funzionale al conseguimento di capacità, al conseguimento di un titolo educativo, perché Marco e Bertagna partivano dall'idea che tutti i giovani italiani possono arrivare a conoscenze di tipo superiore se offriamo loro più canali, compreso l'apprendistato, di pari dignità di una scelta liceale. Apprendistato, sottolineo, di primo livello, poi c'è anche l'apprendistato di terzo livello, cosiddetto per soprattutto percorsi post laurea, master o PhD, ma questo era molto importante. E poi immaginava che in tutto l'arco della vita, in tutti i territori, si dovessero organizzare degli ecosistemi formativi che continuamente davano opportunità alle persone di transitare da una competenza all'altra. Quindi ecosistemi formativi nei territori, frutto di accordi fra le aziende e le istituzioni educative, aziende e le istituzioni formative. Marco riconosceva la centralità dell'impresa. Marco era un cattolico riformista, che partiva dalla centralità della persona, ma interpretava la centralità della persona anche attraverso quella particolare relazionalità che significa comunità d'impresa. Quindi era lieto di insegnare in allora si chiamavano facoltà di economia. E quindi l'impresa come punto di riferimento per costruire continui percorsi formativi che non lasciano mai solo tutte le persone, perché tutte le persone devono continuamente transitare, e questo non è un elemento negativo, perché lui aveva una lettura positiva delle potenzialità della trasformazione del lavoro e della trasformazione del modo di produrre, perché vedeva in questo la fine del tempo delle prestazioni noiosamente ripetitive. Immaginava che in questo modo la persona avesse più possibilità di realizzarsi attraverso questo continuo accesso a conoscenze. L'idea di diritti che lui aveva era quindi lontana, perché pensava al superamento dell'articolo 18, perché era un armamentario da vecchio mondo, quando il posto di lavoro era stabile e tu, se ingiustamente licenziato, potevi aspirare alla tutela reale della reintegrazione in quel posto. Ma spesso oggi quel posto, quel mestiere si consumano, e quindi una tutela che sempre meno ha efficacia quando è interpretata con questo tipo di sanzione. E invece immaginava come tutela moderna l'accesso alla conoscenza continua del lavoratore e l'accesso, se volete, alla salute olisticamente intesa, non solo la prevenzione dei bisogni di salute derivanti da infortuni possibili in quel determinato contesto lavorativo,
ma immaginava quella soluzione moderna che adesso molte aziende stanno praticando di tutelare, di prevenire, di fare prevenzione olisticamente intesa. Cioè, cosa vuol dire? Screening periodici, screening pagati dall'azienda e nel tempo di lavoro, educazione agli stili di vita. La vita media di un edile è molto inferiore a quella di un accademico, anche se spesso bevono gli accademici, è molto... Questo lo mandiamo direttamente all'università come registrazione. Senza scherzo, no, stavo pensando a... Noi beviamo un breve. No, si spesso abbeverano scherzo. Alla scienza. Ma però c'è una vita media molto diversa, che non è determinata in sé da quel luogo. Anche quella dei quell'ambiente di politici, lavoro. Maurizio. Come? Vivono tutti bene, non si capisce. No, ma è determinata da stili di vita diversi che si possono determinare in relazione a fatiche diverse, e quindi educazione agli stili di vita, prevenzione di malattie croniche non trasmissibili, eccetera, eccetera. Questo è l'altro. Io ho finito per dire, il modo di Biagi è soprattutto un metodo. Biagi partiva dall'osservazione della realtà, poi faceva l'astrazione, spesso l'accademia parte dall'osservazione della realtà, non sempre, spesso. Poi fa un'astrazione e poi lì si ferma spesso. Si ferma nell'astrazione, soprattutto quando è ideologizzata. E poi immagina che la realtà, come nel letto di Procuste, si debba coartare dentro quella teoria, dentro quella astrazione, che è la realtà che si deve adattare. Lui poi invece tornava alla realtà, e questo percorso si chiama passione civile, perché tornava alla realtà per vedere l'effettività della sua astrazione, se quella sua astrazione aveva funzionato e faceva star meglio la gente. Lui non doveva cambiare il mondo, lui doveva far star meglio la gente, perché le risposte a quello che è il nostro compito pubblico spesso sono le più semplici. Quando sono troppo complicate le risposte, spesso si sono prodotti dei grandi guasti nella vita delle persone. Insomma, in questi giorni, io finisco davvero, fatemi dire solo un'ultima cosa di Biagi. Biagi mi ha fatto fare, 10 anni dopo la sua morte, una norma, perché la scrisse sul mio computer e le diede il nome, mi ricordo quel giorno, di File Marina. Marina, la moglie sua amata moglie, e perché temeva che ci fossero occhi indiscreti nel Ministero del Lavoro. Questo file aveva il criterio del cosiddetto Statuto dei Lavori, un sistema di norme inderogabili che non si possono negoziare, che sono uno zoccolo duro uguale per tutti, ma tutto il resto alla contrattazione, il diritto vivente. Perché la contrattazione che lo fa vivente, non il magistrato, non la creatività del magistrato, perché spesso di diritto vivente si parla a proposito della presunzione di una casta di creare la norma. Non affidandolo alla casta, ma affidandolo la natura vivente del diritto alla società che si auto-organizza ed esprime rappresentanze. Ma essendo lui cattolico era sussidiario e quindi immaginava non solo meno legge più contratti, ma meno contratti nazionali, più contratti territoriali, più contratti aziendali, più contratti di prossimità, perché le relazioni di lavoro diventano relazioni fra persone. Nel momento in cui i lavoratori riacquistano un volto, diventano relazioni fra persone. E quindi in prossimità ci si guarda negli occhi, ci si adatta, si aggiustano le regole generali da leggi o da contratti nazionali a quelle concrete circostanze. Qualcuno in questi giorni pare che voglia cancellare questo articolo 8. Tutti gli accordi ex articolo 8 sono stati firmati quasi tutti da tutte le organizzazioni sindacali. Non ce n'è uno di cui si sia alzato da qualche parte qualcuno a dire non era buono.
sono tutti stati utili ad adattarsi reciprocamente. Hanno perfino consentito di avere norme rigidissime come quelle del decreto dignità sui contratti a termine, perché poi in molte aziende li hanno adattati con accordi firmati da tutti. Quindi perché immaginare di sostituire questo? Ovviamente lui privilegiava un clima cooperativo, partecipativo, a un clima conflittuale. Noi in questi giorni abbiamo ricordato il più possibile il vivo Biagi. Molti hanno ricordato il morto, lo hanno fatto saltuariamente. Il morto, cioè, se mi capite, è, per carità, è un aspetto doveroso, perché Marco muore consapevolmente, e questo purtroppo ne sono testimone. Cioè, nei giorni precedenti noi parliamo molto della morte e c'è una corsa dai due lati, come poi scopriremo nel processo. Sapete che il lunedì c'è un sopralluogo a verificare se lui era ancora titolare di una protezione. Se fosse stato protetto, cosa che credo fossimo prossimi a ottenere. Altrimenti avrebbe cambiato obiettivo. Viene spiegato che avrebbero cambiato obiettivo. Nel mercoledì precedente, io ricordo quando lui mi dice: qualunque cosa mi succederà, il professor Tiraboschi sarà in grado di continuare il nostro lavoro perché è formato bene ed è capace di continuare. Quindi è giusto anche ricordarlo dal punto di vista, cioè, del coraggio civile di uno che aveva molto la convinzione di essere esposto e tuttavia questo non lo fermava. Ma, insisto, sarebbe poca cosa ricordare solo questo profilo, perché per certi versi disgraziatamente egli è vivo e lotta insieme a noi, nel senso che purtroppo la evoluzione che lui auspicava del mercato del lavoro non si è così tanto prodotta. Purtroppo quella consapevolezza dei cambiamenti che lui intuiva non si è fino in fondo prodotta. Il Veneto è certamente un terreno di buone pratiche, perché il Veneto viene da una storia meno classista di altre regioni. Qui le classi sociali sono state molto, come la copertina futurista e come era il pensiero di Biagi, molto un divenire. L'operaio magari aveva mantenuto un'attività agricola che lo faceva anche avvertire la dimensione autonoma del suo lavoro, oppure a casa si è fatto un tornio nel garage e cominciava a fare delle cose che poi l'avrebbero portato a un'attività artigiana e poi magari anche a un'attività industriale. Cioè l'ascensore sociale si muoveva molto, e quindi le figure sociali non erano mai così legate a quella prestazione contingente, che veniva magari vissuta come emancipazione rispetto alla povertà rurale, ma allo stesso tempo anche come passaggio per andare più avanti. Ecco, questo è un problema molto tipico di questa storia, che ha reso quasi sempre le relazioni di lavoro, soprattutto nelle piccole imprese, molto collaborative, comunitarie, possiamo anche dire, senza fare retorica. E adesso attenzione, perché ci sono nuovi lavori, dei lavori cosiddetti neoservili, che spesso non hanno questa prospettiva di ascensore sociale, che bisognerebbe proteggere e accompagnare, magari con enti bilaterali che diano loro scuole di mestiere, che diano loro una possibilità di uscire da una trappola. Se mi intendete, possiamo fare degli esempi: ovviamente il lavoro domestico, di cura, il cameriere del locale modesto, l'autista dell'ultimo miglio, il magazziniere in cooperativa in appalto appunto per la gestione logistica, per la gestione dei profili della logistica. Sono tante figure che rischiano di non avere una speranza.
E allora la condizione presente, che non è delle migliori per una serie di ragioni, certo va anche migliorata, quella condizione presente, ma bisogna anche rimettere in moto l'ascensore sociale. Non è un compito solo dell'assessore al lavoro, questo evidentemente è un problema più ampio e non solo veneto, perché noi per fortuna abbiamo vissuto grandi trasformazioni senza tensioni sociali. E questa è stata la caratteristica nostra, con una società coesa, proprio per questa speranza che c'era sempre, anche nella peggiore delle condizioni lavorative c'era una speranza che molto spesso si realizzava. Oggi questo è il grande tema del nostro tempo ed è quello della speranza e della fiducia nel futuro. Vi ringrazio della pazienza che avete avuto. Siamo noi a ringraziare lei, Senatore, per questa mezz'ora abbondante, dove ci ha fatto un quadro della figura di Marco Biagi, che sicuramente serve a molti di noi, che facciamo politica attiva in prima linea, e sicuramente questo volume lo doneremo ad ogni consigliere, perché visto, penso rappresenti un manuale che per chi fa politica ogni giorno è ottimo come da consultare, ma da avere sempre sotto mano. Oltretutto ho letto che il ricavato di questo volume sarà interamente dedicato a dei progetti e delle borse di studio della Fondazione ADAPT, quindi che si occupa proprio di tematiche del mondo del lavoro, quindi un motivo in più per veicolare. Un dottorato in materia, un dottorato di tipo industriale, cioè più orientato al privato che non e spesso al privato collettivo, che quindi non all'accademia. Un motivo in più quindi per acquistare questo volume. Bene, grazie. E alla prossima. Grazie Presidente. Grazie a te Elena.